benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Anche nella nostra regione medici e infermieri in sciopero chiedono nuove assunzioni lamentando paghe basse e i tagli alle pensioni, denunciate le aggressioni negli ospedali, l'ultima a Sciacca. Istruzioni per rimediare al caro voli ormai senza freni. Intanto ITA annuncia più aerei da e per la Sicilia e agevolazioni tariffarie per i giovani fino a 25 anni. Corruzione elettorale a Catania, condannato a 2 anni Riccardo Pellegrino, vicepresidente vicario del Consiglio Comunale. La pena è sospesa, ma l'ultima parola spetta al prefetto Librizzi. Si stringe il cerchio degli investigatori attorno ai favoreggiatori di Messina Denaro. Indagato un ex assessore di Campobello, arrestata a Pantelleria un'insegnante che ha avuto un ruolo fondamentale nello scambio dei pizzini del boss. Sequestrati 45 kg di cocaina a Catania, arrestati 2 corrieri, Siracusa in testa alla classifica regionale dello spaccio. Il nostro inviato a seguito dei carabinieri impegnati a smantellare le piazze di smercio della droga. Catania, sgomberato dalla polizia il consultorio autogestito di Via Gallo e lo studentato che ospitava giovani penalizzati dalla carenza di posti letto. A Siracusa sono spuntati manifesti che raffigurano una Santa Lucia multietnica. I devoti però si sentono offesi, per la Chiesa è stata una scelta inopportuna, ma c'è anche chi è a favore. Calcio, Catania al lavoro per il derby col Messina, Lucarelli si andrà da ex, ieri a corner il centrocampista Zammarini ha parlato del momento dei rossazzurri. Bentrovati, sanità in subbuglio, medici e infermieri oggi in sciopero per 24 ore, anche molti camici bianchi in Sicilia hanno incrociato le braccia, le richieste dei sindacati cambiare la legge di bilancio, più assunzioni e rispetto della categoria. Marco Gullà. Quella di oggi per la sanità è una giornata nera. Medici e infermieri incrociano le braccia per lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacati ospedalieri. Anche la Sicilia ha aderito. Centinaia di medici che oggi non hanno lavorato. Tra le ragioni della protesta, assunzioni di personale, detassazione di una parte della retribuzione, risorse congrue per il rinnovo del contratto di lavoro, tagli alle pensioni. Ma il grande problema che attanaglia la sanità siciliana è la mancanza di medici. Mancano i medici, ma non soltanto nei pronto soccorso, dove siamo a circa la metà delle presenze rispetto a quelli previsti nelle dotazioni organiche. Oggi fa notizia la disciplina dell'ortopedia. Nell'ultimo mese, negli ultimi 2 mesi, abbiamo assistito a un esodo di ortopedici dagli ospedali pubblici al settore privato. Quindi gli ortopedici si dimettono dall'ospedalità pubblica per andare a lavorare o alla Fondazione Giglio, che è molto gettonata da questo punto di vista nell'ultimo periodo, o in qualche struttura privata. Turni massacranti, stipendi non adeguati, i medici in fuga anche per queste ragioni. Vanno a guadagnare il doppio se non il triplo rispetto allo stipendio dell'ospedale e soprattutto dove non hanno reperibilità notturna, dove non hanno la guardia festiva e quant'altro, quindi hanno anche una qualità di vita nettamente superiore a quella che offre l'ospedale pubblico. Siamo stanchi, esausti, c'è gente che lavora anche più di 12 ore al giorno e non possiamo garantire il massimo della concentrazione che ogni paziente richiede e lo sfogo di molti medici che oggi hanno incrociato le braccia. Uno dei motivi per cui scioperiamo oggi è la richiesta di assumere il personale medico, di fare l'impossibile per assumere i medici, perché quelli che sono in servizio sono anziani, l'età media della popolazione medica è superiore ai 55 anni, molti hanno più di 60 anni. E poi le aggressioni negli ospedali, nei pronto soccorso, l'ultima a Sciacca, un'infermiera schiaffeggiata da un 73enne di Villabate.
Continua inarrestabile la corsa dei prezzi dei voli da e per la Sicilia. Da ieri è online il portale della Regione dedicato ai residenti nell'isola per ottenere gli sconti dal 25 al 50%, e mentre la compagnia di bandiera ITA incontra il governo regionale e annuncia nuovi voli e nuove tariffe dedicate ai giovani siciliani, sentiamo Manlio Viola. È online dalle 9 di ieri la nuova piattaforma della regione siciliana per ottenere gli sconti sui voli da e per la Sicilia dagli aeroporti di Roma, Milano e Bergamo. Lo sconto è dedicato ai residenti ed è del 25% per tutti, del 50% per le sole categorie prioritarie, ovvero studenti, disabili e viaggiatori con ISEE inferiore a 9.360 euro. Possono presentare istanza di rimborso i viaggiatori già in possesso di biglietto acquistato dal far data del 10 novembre per i voli dal 1 dicembre di quest'anno fino al 31 dicembre del prossimo, il 2020. La richiesta di contributo può essere avanzata tramite la piattaforma entro 30 giorni dalla data del volo. Le richieste vanno fatte sul portale Sicilia Pay, regione.sicilia.it/bando carovoli. Prima di inserire la domanda occorrerà registrarsi. Chi vola con compagnie convenzionate si vedrà applicare lo sconto direttamente all'acquisto del biglietto. Ma intanto continua la corsa al rialzo dei prezzi. Come Ryanair aveva annunciato, gli sconti per la compagnia irlandese sono soltanto un'occasione per un ulteriore rialzo che di fatto quasi sterilizza gli stessi sconti. Per questo il governo regionale prova a mediare con la compagnia per trovare un'intesa. Intanto sono stangate per chi si appresta oggi ad acquistare un biglietto in classe economy per volare in Sicilia da città diverse da Roma e Milano durante le festività, partendo il 23 dicembre e tornando domenica 7 gennaio. Si trova a dover spendere fino a 521 euro partendo da Bologna e atterrando a Palermo, da Torino, da Genova o da Pisa a Catania, oppure da Verona a Palermo nelle stesse date servono sempre più di 400 euro. Nel frattempo questa mattina il presidente della regione ha incontrato il direttore di ITA, che ha annunciato l'aumento dei voli da e per la Sicilia non solo nelle feste ma anche la prossima estate, e agevolazioni tariffarie della compagnia per i giovani dai 12 ai 25 anni con la nascita del Flight Pass, che permetterà di creare pacchetti di voucher dedicati ai ragazzi. Compravendita di voti per le regionali del 2017, condannato Riccardo Pellegrino, vicepresidente del Consiglio Comunale di Catania. L'associazione Antimafia e Legalità chiede le dimissioni, ma Pellegrino potrebbe restare in carica. L'ultima parola spetterà al prefetto Librizzi. Tonino De Mana. L'onda lunga delle elezioni regionali 2017 irrompe a Catania e questa volta coinvolge il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale Riccardo Pellegrino, esponente di Forza Italia condannato a 2 anni di reclusione, pena sospesa per corruzione elettorale. Una sentenza, quella del Tribunale di Catania, che alimenta le fibrillazioni, politiche non, in una città già scossa dalle dimissioni di Angelo Di Martino dai vertici di Confindustria. E dopo la sortita di ieri torna all'attacco il presidente dell'associazione Antimafia e Legalità, l'avvocato Enzo Guarnera, che chiede a gran voce le dimissioni di Pellegrino. A prescindere dagli effetti della legge Severino si pone un serio problema di etica pubblica. Può Pellegrino restare a ricoprire l'attuale incarico istituzionale? È la stessa classe politica, aggiunge Guarnera, che ogni anno indossa la maschera del perbenismo e commemora il sacrificio di Borsellino e delle altre vittime dell'illegalità mafiosa. Il processo è l'epilogo di un'inchiesta della DIA che portò a scoprire un sistema di compravendita di consensi, 50 euro a voto, in favore di Pellegrino, che per le regionali era candidato nelle liste di Forza Italia. Pellegrino ha annunciato ricorso in appello e tramite i suoi legali ha fatto sapere che è sereno e continua a lavorare per la città di Catania, riponendo piena fiducia nella magistratura. Niente dimissione all'orizzonte e quindi potrebbe ancora ricoprire l'incarico di vicepresidente del Consiglio Comunale. Il condizionale d'obbligo: da un lato la pena sospesa non avrebbe alcun effetto sul ruolo istituzionale, dall'altro ci sarebbe un'interpretazione della legge Severino che potrebbe portarlo alla sospensione dalla carica. L'ultima parola spetterà al prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi. C'è una donna che ha avuto un ruolo fondamentale nello scambio dei pizzini riservati di Messina Denaro. Martina Gentile, arrestata oggi a Pantelleria per favoreggiamento della sua latitanza, custodiva i segreti del boss. Giusy Lazzara. Matteo Messina Denaro, il boss delle stragi, latitante per 30 anni, aveva un forte legame con la giovane Martina Gentile, la figlia della sua amante Laura Bonafede, insospettabile maestra elementare. È come se fosse mia figlia, scriveva in un pizzino alla sorella. Se vedessi il suo comportamento ti sembrerei io al femminile. Sentimento ricambiato dalla Gentile: ti adoro, sei l'unica persona con cui parlo più liberamente e con cui sono più me stessa. Così la 31enne, oggi arrestata per favoreggiamento
scorreggiamento della sua latitanza, fermata a Pantelleria dove si trovava per delle supplenze a scuola. Queste le immagini dei carabinieri del ROS che hanno perquisito questa mattina l'abitazione della donna. Per la procura Martina Gentile ha avuto un ruolo nella sequenza dello scambio di posta di Messina Denaro, quel riservato, sofisticato ed efficacissimo sistema di raccolta e smistamento dei pizzini che il latitante ha sfruttato per comunicare anche con Laura Bonafede, una dei perni nella gestione della sua lunga clandestinità. Le due donne, secondo gli inquirenti, a fare anche da tramite per mantenere il suo ruolo di vertice della mafia trapanese. Delle indagini dei ROS si è scoperto che lo scambio di pezzini di Messina Denaro tra Martina Gentile e Lorena Lancieri, una delle donne del boss, finita in manette nei mesi scorsi, sarebbe venuto proprio nello studio di architettura dell'ex assessore all'urbanistica di Campobello di Mazzara, Stefano Tramonte, in cui le donne lavoravano. L'architetto, che si è dimesso nei mesi scorsi, è indagato. Non c'è solo questo, perché agli atti dell'inchiesta ci sono anche una serie di immagini scattate dalla polizia mesi prima della cattura del boss. Nei frame di un video del 17 dicembre del 2022, ora rianalizzati dai carabinieri, si vede l'auto del boss passare alle 10:59 davanti alla casa della Gentile e della madre Laura Bonafede e rallentare davanti al portone. Scene immortalate che però non insospettirono gli investigatori che tenevano sotto sorveglianza le donne. Catania, 45 kg di cocaina sequestrati dalla Guardia di Finanza, 2 corrieri della droga intercettati nella zona industriale. Fatale il nervosismo dei conducenti alla guida. Tonino De Mana. Guidavano nervosamente un veicolo dietro l'altro e alla vista della Guardia di Finanza hanno aumentato la velocità nel tentativo di sottrarsi ai controlli. Un'accortezza che invece è costata cara a 2 corrieri della droga intercettati dalle fiamme gialle mentre percorrevano la zona industriale di Catania. È a quel punto che è scattata la perquisizione, dall'esito, è il caso di dirlo, stupefacente. Oltre 45 kg di cocaina nascosti in 3 borsoni neri e suddivisi in panetti sono stati rinvenuti nei bagagliai delle 2 auto fermate che ovviamente sono state poste sotto sequestro. Secondo una prima stima degli investigatori, il valore della droga al dettaglio si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. Il carico di cocaina, probabilmente proveniente dalla Calabria, era destinato a rifornire le piazze di spaccio della provincia etnea e del Siracusano. Il GIP, su richiesta della Procura di Catania, ha convalidato gli arresti avvenuti in flagranza. I 2 corrieri sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza. La droga sarà sottoposta ad indagini di laboratorio per essere confrontata con altre partite di cocaina già sequestrate dalle fiamme gialle. Di qualche giorno fa la classifica del Sole 24 Ore che vede Siracusa in testa alla classifica per produzione e spaccio di droga in Sicilia. Il nostro Francesco Aloe è stato con i carabinieri in alcune zone dello spaccio. Per il capitano Ricciardi fondamentale è denunciare. Le gazzelle procedono lentamente a caccia degli spacciatori. Siracusa, per il Sole 24 Ore, è la prima provincia in Sicilia, la 7ª in Italia per produzione e traffico di stupefacenti. La droga è molto diffusa. Lo spaccio di sostanze stupefacenti a Siracusa è un fenomeno tristemente diffuso che riguarda tutte le fasce d'età. La nostra azione di contrasto è resa anche efficace dalle numerose segnalazioni che giorno per giorno pervengono presso i nostri comandi. Siamo in via Algeri, questa è una delle zone della città dove i pusher sono più attivi. Le principali piazze si trovano in periferia, ma i pusher sono attivi anche in centro. Buongiorno 89, buoni controlli. Buoni anche per noi, notiziamo che noi stiamo effettuando un posto di controllo. Dagli adulti ai giovanissimi la droga attrae sempre più, un vero problema per la società che le forze dell'ordine cercano di sradicare. Tante le operazioni per colpire gli spacciatori. È un mercato che si autoalimenta e quindi così come magari sgominiamo una piazza di spaccio, così se ne crea un'altra. Anche se ritengo non sia il caso di parlare di vere e proprie piazze di spaccio, o comunque non solo di quelle, ma anche di case di spaccio, perché tante volte i pregiudicati si ritrovano presso delle abitazioni e lì confezionano e materialmente ricevono i clienti. E Catania a fare da tramite tra Siracusa e la Calabria per la cocaina, ma dal capoluogo etneo arrivano i principali carichi di marijuana e hashish che proviene anche da Palermo.
A Catania, sgomberato all'alba dalla polizia, il consultorio autogestito di Via Gallo e lo studentato che ospitava studenti penalizzati dalla carenza di posti letto. Le volontarie che da anni aiutano le donne vittime di violenza denunciano metodi violenti da parte della polizia. Ma sentiamo Eva Spampinato. Ci hanno sequestrato i telefoni, quindi noi non abbiamo avuto possibilità di chiamare l'avvocato per almeno un'ora e mezza. A me hanno strattonato diverse volte, infatti ho proprio anche i segni di questa cosa sulle braccia. Lara Torrisi ci mostra i segni sulle braccia lasciati dai poliziotti che alle 5 del mattino hanno fatto irruzione all'interno di questa palazzina che da 6 anni è occupata dai volontari e dalle volontarie del consultorio autogestito Mi Cuerpo es Mio in Via Gallo, nel centro storico di Catania. Noi non abbiamo avuto nessun tipo di preavviso rispetto allo sgombero di stamattina. L'immobile è di proprietà delle Biblioteche Riunite Orsino Recupero ed era stato abbandonato. 6 anni fa questi ragazzi lo hanno occupato dando vita ad un consultorio interamente autogestito da tantissime volontarie, ginecologhe, ostetriche, psicologhe e psicoterapeute, avvocatesse, studentesse. Quello che è stato sgomberato è un presidio ad oggi per giovani persone, ma soprattutto un presidio contro la violenza maschile sulle donne e contro la violenza di genere. Stiamo appunto chiamando tutta la città a presidiare in segno di solidarietà in attesa delle prossime iniziative, perché sicuramente quello che sappiamo è che non arretreremo di un passo. Il secondo piano dell'immobile è occupato dallo studentato occupato 9500 che dà alloggio ad una dozzina di studenti esclusi dalle borse di studio e penalizzati dalla carenza di posti letto nelle strutture dell'Ateneo di Catania. Ormai è da anni che proviamo a dialogare per l'affidamento dello spazio in varie forme, ma la risposta è sempre stata nulla. L'anno scorso centinaia di persone e decine di associazioni avevano sottoscritto un appello a sostegno dello studentato e del consultorio affinché venisse riconosciuta la loro importanza per il territorio. La Guardia di Finanza ha sequestrato a Barcellona Pozzo di Gotto 3 milioni di euro a un imprenditore. La sua società messinese gestisce supermercati in numerosi centri della fascia tirrenica della provincia. La Guardia di Finanza segnala che l'azienda risultava già nota alla cronaca giudiziaria in significative attività di indagine sulla gestione monopolistica da parte di una cosca dell''ndrangheta calabrese proprio del remunerativo settore della grande distribuzione alimentare. Da qualche giorno a Siracusa sono spuntati manifesti che raffigurano una Santa Lucia multietnica, una campagna promossa da un gruppo di associazioni che mira a rigenerare il quartiere Borgata. I devoti però si sentono offesi e per la Chiesa è stata una scelta inopportuna, ma c'è anche chi è a favore. Francesco Aloi. Non si rispetta la fede dei devoti. Santa Lucia è Santa Lucia. Il volto di Santa Lucia modificato e sostituito con quello di persone di etnie diverse. Così questi manifesti affissi alla Borgata hanno fatto scoppiare la polemica. Sconsacrare un'immagine sacra con queste cose mi sembra una cosa un po' fuori luogo. Lei cosa ne pensa? Non mi piacciono perché Santa Lucia è una sola e basta. La Borgata è casa mia, è quello che si legge. In basso il nome del gruppo che ha affisso i manifesti. Per loro non ci sono né scandalo né blasfemia. L'obiettivo è quello di rigenerare la Borgata, divenuto quartiere multietnico. D'accordo per l'inclusione, però quando si va oltre i limiti dà fastidio. Ecco, in questo caso hanno dato fastidio. Io non sono d'accordo con quello che è stato fatto, però rispetto chi l'ha fatto. La Chiesa è la prima casa di accoglienza di tutti, chiunque, e quindi è bello che Santa Lucia si presti. Ma la pensa diversamente l'Arcidiocesi, che in un comunicato definisce questi manifesti inopportuni. Se uno degli obiettivi di Meta Borgata è fare comunità, si legge nella nota, sicuramente in questo caso si è persa un'occasione. È come se fosse, non so, un dispetto. Offendono troppo perché non è giusto. Tutto questo a ridosso della grande festa del 13 dicembre, giorno in cui Siracusa riabbraccerà la sua Lucia. Facciamo una breve pausa, fra poco il centrocampista del Catania Zammarini a corner. State con noi.
Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Dopo il pari contro la Virtus Francavilla, per il Catania è tempo di preparare una delle gare più attese della stagione, il derby tutto siciliano con il Messina. Lucarelli ci andrà da ex. Ieri a Corner Zammarini ha parlato del momento dei rossazzurri. Francesco Triolo. Continuità nelle prestazioni, nei risultati, è quello che vuole Lucarelli, è quello di cui ha bisogno il Catania, soprattutto dopo il pari contro la Virtus Francavilla, che ha rappresentato una sorta di frenata nel processo di crescita dei rossazzurri dopo l'arrivo del tecnico livornese, un aspetto sul quale si è concentrato anche Roberto Zammarini, centrocampista del Catania, ospite a Corner. Ne stiamo discutendo anche nello spogliatoio, quello che parliamo sempre col mister. Adesso il nostro obiettivo è migliorare sempre partita per partita, di non tornare più indietro e di andare sempre in avanti e speriamo di continuare così, cercando alla fine di realizzare più gol. La gara contro la Virtus, ha detto Zammarini, è stata condizionata anche dall'impegno infrasettimanale in Coppa contro il Crotone, ma adesso c'è una settimana intera per la prossima partita, non una qualsiasi. All'orizzonte c'è il derby tutto siciliano contro un Messina tornato alla vittoria dopo 5 sconfitte consecutive. Non una gara come tutte le altre per le motivazioni che questo genere di match comunque comportano. Lucarelli in riva allo stretto ci arriva da ex e troverà un ambiente nel quale è stato davvero il comandante, ma che non gli ha perdonato l'approdo al Catania. Troverà una squadra che ha bisogno di punti e di ritrovare quel feeling con l'ambiente che il disastroso mese di novembre ha rovinato, aspetti dei quali dovrà tenere in considerazione il Catania. Ci fermiamo qui, il prossimo appuntamento alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.